I disabili nell'ambito veneziano e terraferma sono 800-700, non è tante persone, un abbonamento gratuito, non costa niente con tanti portoghesi che abbiamo in giro. È arrabbiato Gino Bauduzzi, disabile responsabile dello sportello handicap di Rifondazione Comunista in volantinaggio in centro a Mestre in giorno di mercato. I tagli al welfare veneziano del commissario Vittorio Zappalorto sono inaccettabili e lasciano i disabili senza sostegni e aiuti. Il taglio degli abbonamenti è la goccia che fa traboccare il vaso e sulla questione interviene anche la Presidente della provincia Francesca Zaccariotto in qualità di socio pubblico della partecipata ACTV. La Presidente ha scritto al commissario Zappalorto affinché revochi la decisione di tagliare i contributi a circa 600 cittadini disabili totali che utilizzano i mezzi pubblici veneziani per il trasporto quotidiano. Invita inoltre il commissario a non considerare questi cittadini un costo, ma al contrario, scrive, il loro contributo non dovrebbe nemmeno essere contabilizzato. Sociale dunque il più penalizzato e a soffrirne maggiormente sono proprio i disabili. L'azzeramento all'assistenza domiciliare ai portatori d'handicap è una cosa gravissima perché ci sono dei ragazzi, anche quelli tetraplegici o paraplegici, che non riescono a alzarsi dal letto e hanno bisogno della persona. E poi c'è la riduzione drastica dell'assegno per la vita indipendente del disabile, un assegno USL comune con il quale il disabile stesso si paga gli aiuti esterni. Ma chiederete un incontro magari anche con Zappalorto per rivedere? Chiederemo perché questa intanto è la denuncia e dopo vedremo di trovarci. La gente si divide sulla questione, per molti meglio i tagli che non nuove tasse e per altri invece la situazione è vergognosa. Se soldi non ne aumenti le tasse per far questo. L'unica risorsa è aumentare le tasse ai cittadini. Non so se è giusto. Non potevo tagliare tutto quanto a ori?